Ciao amiche ed amici e bentornati sul mio canale Basta Pizze. Ho deciso di prendermi un video sabbatico e oggi prepareremo la piadina romagnola. Quindi cari amiche e amici romagnoli, sono qui per essere messo in croce da voi, perché sono sicuro che ognuno di voi avrà la sua versione, perché c'è quella di Cervia, quella di Milano Marittima, quella di Rimini, quella di Riccione, ognuna diversa. Io ho fatto la mia basata sulla ricetta che ho imparato anni fa al Capac a Milano. La mia ricetta è basata sull'olio d'oliva anziché sullo strutto. Direte voi primo errore, no, in realtà come sapete io vivo in Irlanda, per cui qui è difficile trovare lo strutto, non lo si trova al supermercato, per cui una alternativa è quella dell'olio d'oliva, che ha dato alla piadina un colore tendente al giallo, cosa che non accade quando invece utilizzate lo strutto, che invece dona quel colore decisamente chiaro alla piadina. Ecco gli ingredienti che ho utilizzato per 7 panetti da 120 grammi: 500 grammi di farina non di forza, deve essere una farina debole, del bicarbonato di sodio all'incirca 3-4 grammi, e questo è importante perché serve proprio a far maturare l'impasto. Sale 8 grammi, poi acqua, può essere tra i 200 e i 240 grammi a secondo dell'assorbimento della farina. Nel mio caso ho utilizzato 240 grammi, intorno ai 22-23 gradi, quindi non troppo tiepida né troppo fredda. E infine ho usato 100 grammi di oli, quindi olio extravergine d'oliva più olio di semi di girasole. Allora ragazzi, non vedo l'ora di essere condannato a morte da tutti quelli che mi seguono dalla Romagna. Ci vediamo alla fine della preparazione. Ciao! Diversamente dall'impasto della pizza, con la piadina si parte in realtà dalla farina anziché dall'acqua. Si fa un buco al centro nel quale poi vanno aggiunti tutti gli ingredienti, quindi si parte con il bicarbonato di sodio, poi con il sale, si mescola un pochino e poi si comincia ad aggiungere l'olio. Bisogna mescolare poi con una forchetta, è molto più semplice, fino a quando poi l'olio non è parzialmente assorbito dalla farina. Quando ciò accade bisogna cominciare ad aggiungere l'acqua. Si aggiunge l'acqua poco alla volta fino a quando questa non viene assorbita. Si continua sempre a mescolare con la forchetta e si procede fino a quando poi non si è aggiunta tutta l'acqua. A quel punto il composto sarà più compatto e si potrà cominciare a lavorare con le mani. In questo modo sarà più semplice raccogliere la farina rimasta nella scodella. A questo punto ho aggiunto l'acqua rimasta e ho proseguito ad impastare. Vedete, con la piadina insomma si può impastare tranquillamente a mano, anche perché non bisogna fare chissà che quantità, a meno che non lavoriate in una piadineria. Quando l'acqua è completamente assorbita e l'impasto è bello compatto, si può tranquillamente continuare a lavorare sul tavolo di lavoro. In questo caso ho utilizzato quella che è la mia tecnica classica per l'impasto della pizza e ho lavorato l'impasto fino a quando non mi è sembrato abbastanza liscio e senza grumi. Una volta finito ho fatto un salsicciotto e ho tagliato questo salsicciotto in 7 parti da 120 grammi ognuna. Poi le ho appallottolate come faccio normalmente con i panetti della pizza, stessa tecnica, e per ottenere quindi dei panettini da far riposare. E qui si aprono le diverse scuole di pensiero. C'è chi prepara la piadina, c'è chi la cuoce anche a partire da un quarto d'ora dalla fine dell'impasto e chi invece la fa riposare. Personalmente credo che sia meglio far riposare la piadina almeno 3 ore, perché in questo modo ha tempo di maturare, di comunque elaborare il glutine anche se non c'è del lievito, e quindi rendere il sapore ancora più gradevole. Dopo le 3 ore ho preso il panetto e ho cominciato a stenderlo. Col senno di poi posso dire che forse l'ho stesa troppo ed è venuta sottile, e poi più sottile è più difficile da lavorare diventa. Infatti vedete, non riesco a fare una forma perfettamente tonda, infatti ho dovuto spendere più di un minuto nella realtà del video non tagliato per renderla tonda. È importante poi bucherellare la piadina per evitare che si gonfi in cottura. Per raccogliere la piadina potete utilizzare il matterello per portare poi la piadina sulla padella. La padella va preriscaldata così come facciamo di solito per il metodo combo. 200 gradi mi sono sembrati sufficienti per cuocerla bene e non bruciarla, perché questo è un punto importante. Vedete, quando incominciano a farsi delle bolle piccoline lì dove magari non è bucata, bisogna schiacciarla con una spatola. In generale direi che la piadina cuoce in 4 minuti in totale, 2 minuti per lato. Bisogna schiacciare in modo tale da evitare che si gonfi, un po' qui, un po' lì,
e alla fine la piadina è pronta. Notate il colore, come vi dicevo all'inizio del video, avendo utilizzato l'olio d'oliva anziché lo strutto, la piadina è venuta naturalmente gialla perché ha preso quel colore, anche perché ho aggiunto 100 grammi di olio su 500 grammi di farina. Riguardo la farcitura potete sicuramente sbizzarrirvi perché potete spaziare dalla piadina vegetariana alla piadina classica, quindi con salumi, il mitico squacquerone e qualunque altro prodotto DOC dell'Emilia Romagna. Qui ho utilizzato un formaggio spalmabile, non avevo lo squacquerone e adesso siete liberi di crocifiggermi, ma purtroppo in Irlanda non si trova. Ho utilizzato una specie di prosciutto che assomiglia allo speck, rucola e scaglie di grana. Mi sono aiutato con l'altra mano per chiuderla bene e poi ho tagliato la piadina in 2 parti. Questo è il centro della piadina, sottile, croccantina e buonissima. Allora, cosa ne pensate? Non è malvagia, ecco, il sapore è molto buono, c'è una differenza netta tra una piadina preparata dopo un quarto d'ora dall'impasto e questa, insomma, dopo 3 ore, a modo di maturare, il gusto ne guadagna. Posso migliorare sicuramente nella stesura della piadina, anche perché ovviamente è una stesura diversa da quella della pizza, e soprattutto dovrei provare ad aumentare il peso dei panetti, così da avere una piadina un po' più spessa, quindi in questo modo sarà più facile poi stenderla, afferrarla e poi metterla sulla padella. Ad ogni modo, ragazzi, io direi che questa piadina è buona, merita un morso. Io quasi quasi me la mangio, ma prima di mangiarla ricordatevi di mettermi un bel like se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto il video, dislike. Se mi volete seguire poi ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campana per ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un video. Commentate, fatemi sapere cosa pensate di questa mia sortita nel mondo delle piadine e se avete altro da suggerirmi, ovviamente sono pronto ad ascoltarvi e a preparare le ricette che preferite. Direi che è tutto, io mi butto sulla piadina e scusate ancora amici della Romagna, ciao! Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!